ero molto piccola, piccolissima, proprio pochi mesi quando arrivai a Trieste da Traù. E mio padre era dovuto scappare perché aveva optato per l'Italia e quindi era cittadino indesiderato e siamo stati fatti cittadini romani ad onore. La mia mamma non credo che questa cosa gliel'abbia mai tanto approvata, anche perché lì stavamo molto bene. La mia nonna era l'Ildegonda Luxardo, queste cose qui, i problemi. E poi, quando siamo venuti via invece, quasi scappando, su una nave da guerra che ci hanno portato, dell'ammiraglio Milo, e mi ricordo che mi diceva la mamma che avevano le federe piene di corone che adoperavano quasi mezza federa per comprare il pane. Quindi la situazione, mio padre si è messo a lavorare nella farmacia a Trieste, noi eravamo piccoli, siamo andati a stare in via San Michele. Via San Michele fa parte di una delle cose più belle della mia infanzia, dei ricordi più belli. Le scuole si ricordano un po' meno volentieri, però mi ricordo tanti amici. Ma questa via San Michele a Trieste è stata una cosa particolare. Intanto l'appartamento che dava su un grande giardino, i nostri vicini, gli inquilini del piano superiore, che erano una famiglia Budinic con 3 ragazzi e quindi grandi amici siamo diventati. Paolo, che adesso è professore, un grosso personaggio che non mi degna quasi di saluto, e oggi un grande scienziato, e ogni tanto ci sentiamo ed è rimasta una grande amicizia fra di noi, è stato il primo amico che io ho avuto. Poi ho fatto le scuole, poi a un certo momento ho avuto le prime cose, probabilmente i primi flirt, il primo amore, le cose, i bagni, le cose straordinarie. Poi sono venuta a Milano, io mi sono sposata e dopo un anno, dopo 3 anni ho avuto un figlio, l'unico. Poi per delle vicende che capitano a tutti più o meno mi sono divisa e ho dovuto mettermi a lavorare per necessità, mentre prima ero una ricca signora, sono rimasta solo una signora. E quello che mi piaceva, che ho pensato, che ho immaginato che potesse essere la cosa per la quale io ero portata, era la moda. Io andavo nelle grandi sartorie a vestirmi, cambiando sempre qualcosa perché non è che tutto mi piacesse o che lo trovavo non giusto per me. E così ho iniziato a lavorare quasi privatamente fino a un certo momento, quando un pochino più conosciuta, con grandi fatiche, grandi sforzi, grandi angosce. E così sono riuscita, mi hanno invitato ad andare a Firenze. Era il gennaio del 65 e ho sfilato la prima volta, ho avuto neanche un mese per prepararmi, una piccola sfilata di una 60ina di capi, forse meno, a Palazzo Pitti a Firenze. Ho fatto una cosa molto pulita, molto semplice e forse senz'altro è stato il più grosso successo della mia vita. Eravamo tutti commossi, la gente è salita sulla pedana, mi hanno alzato, mi hanno festeggiato. Dopo una settimana Neiman Marcus, che è il più prestigioso store dell'America, mi hanno invitato a Dallas e a Houston. E da questo, con la sfilata, con la collezione, e da questo mi hanno aperto l'America alla stampa. La cosa è continuata e a questo punto sono alla 53esima collezione di alta moda. Poi siamo passati al prêt-à-porter, poi all'uomo, a tutti gli accessori, al nostro incontro con il Giappone 18 anni fa, che è uno dei più grossi paesi dove noi facciamo l'esportazione, e dove io sono conosciutissima, da dove arrivo in questo momento. E il lavoro si è accumulato e oggi non siamo più una sola, ma un'equipe. Chi mi ha aiutato e mi aiuta e mi è molto vicino, perché mi lascia all'infuori di tutto quello che è denaro, che è fatto amministrativo, che sono problemi, è mio figlio. Io invece faccio solamente la parte stilistica,
però interessandomi di tutti i tessuti, dall'inizio, dal colore al disegno, alla scelta del tessuto, alla ricerca, dei disegni, alle prove, fin quando viene fatto il modello. Quest'anno, a luglio, andrò per la prima volta a sfilare a Parigi. E questo è un altro momento importantissimo della mia vita, perché mentre ho sempre sfilato a Roma, e mi dispiace lasciare Roma, perché io sono molto italiana, amo molto il mio paese, però purtroppo a Roma non c'è più abbastanza pubblico del settore, non esistono compratori e non c'è stampa specializzata di tutto il mondo, mentre a Parigi abbiamo tutto questo. E allora, anche per necessità e per richiesta da compratori di tutto il mondo, quest'anno a luglio farò il mio debutto a Parigi. È una cosa che mi preoccupa abbastanza, che qualche volta mi fa pensare anche la notte. Comunque mi butto e spero di riuscirci, come è andato tutto fino a questo momento. In fondo devo essere soddisfatta della mia vita, che mi ha dato moltissimo, che mi ha dato dei momenti straordinari, di rimanere vicino a dei reali, ad avere vicino le donne più importanti del mondo, gli attori, le attrici, i personaggi di tutti i generi, ha invitato ai tuoi posti. Io poi sono molto schiva a queste cose qua e vado a 2 cose su 40, a 2 serate su 40. Le interviste ne faccio pochissime, questa l'ho fatta molto volentieri perché è Trieste e quindi ho questo mio amore dentro di me che rimane. Sono stata premiata a Trieste col San Giusto d'Oro, è una cosa che mi ha molto commosso, lo tengo nel mio studio, me lo guardo ogni tanto e sono molto grata a chi ha pensato a me e a me stessa, sono soddisfatta di me stessa per che possano aver pensato che io meritassi questo premio importante del San Giusto d'Oro.